Demme, con l'occhiale all'insù abbiamo preso Demme. Demme viene nel Napoli, regista Demme. 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 Ma buonasera a tutti amici da Napoliello 87 e Forza Napolès. Aiù, finalmente un regista, sì, non è un profilo che conosciamo, un giocatore che viene dall'Ipsia, ovvero Diego Demme. Padre italiano, lui è nato in Germania, comunque, capitano dell'Ipsia che attualmente è prima in classifica. Può essere un fattore importante, classe 91, ha 28 anni, può dare ancora tanto questo giocatore, è vero, non è un giocatore che segna tanto, ma a noi poco ci importa, a noi ci serve il mediano, il regista, quello che costruisce il gioco del Napoli. E questo calciatore, Diego Demme, può fare sia il mediano che il regista, appunto, può giocare avanti la difesa come fa Allan, ma può anche gestire il pallone per il centrocampo, dirigere il gioco del Napoli, quello che ci manca a lui, il vero regista. Per questo Gattuso ha chiesto questo giocatore. Lui ci ha pensato due volte, perché nonostante il Lipsia fosse primo in classifica, vi rendete conto, nonostante il Lipsia fosse primo in classifica, lascia la Germania e il Lipsia per il Napoli. Essendo innamorato del Napoli, il proprio padre l'ha chiamato Diego in onore di Maradona, un certo Diego Armando Maradona, che ha fatto la storia del Napoli. E lui viene al Napoli volentieri, molto volentieri, si mette a disposizione del nostro mister, ha fatto le visite mediche, oramai è ufficiale. Con 12 milioni più bonus è un giocatore del Napoli. Benvenuto Diego, facci sognare, ovviamente non sei Diego Maradona, però facci riprendere quello che ci spetta, quello che è un nuovo, veramente, perché questo Napoli ha bisogno di un regista che detta il gioco e speriamo di aver visto, come sempre, nei giovani talentuosi, come ha sempre fatto il Napoli, aver visto il giusto regista per questo Napoli. Poi se viene pure Lobotka, schifo non fa, due è meglio di uno, anzi allungheremo la rosa. Ora, cosa posso dire io di questo giocatore? Non conoscendolo, perché non l'ho visto, ho visto qualche partita dell'Ipsia, però non me lo ricordavo. Cosa devo dire? Sarà una scommessa, perché ovviamente non è conosciuto, almeno io non l'ho visto tanto giocare, è una scommessa, è una scommessa, spero che ci vada bene come c'è successo con Zelinski, lo stesso Fabian Ruiz, con tanti che sono venuti a Napoli che non erano nessuno, invece si sono rivelati dei grandi giocatori. Spero che lo è anche con Demme, così come con Lobotka. Ovviamente Lobotka ha più sentito nell'orecchio rispetto a Demme, però Demme, speriamo che faccia bene, che devo dire? Spero che abbiamo trovato il giusto regista. Fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, lasciate tanti like se vi è piaciuto il video, ma soprattutto venite sotto il video di Napoliello 87 ed iscrivetevi a Demme. Buonanotte a tutti amici da Napoliello 87 e Forza Napolès, sempre!